Bentrovati con Penalty, amici palermitani di TVM, canale 19 del digitale terrestre. Il consueto appuntamento del giovedì alle 22 per parlare del campionato di promozione e dei 6 gironi del campionato di prima categoria. Voglio anche ricordarvi che entrambe le puntate, sia quella di ieri sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold, nonché quella di oggi che va in onda, vi ripeto, alle 22 sul canale 19 di TVM Palermo, sono visibili anche attraverso la pagina Facebook Penalty, nonché sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo. E partiamo subito con il nostro programma di oggi, partiamo subito con il girone A del campionato di promozione. Parmonval batte Giardinellese 7-0. Cus Palermo batte Empedoclina 2-0, Alba Alcamo 1928 batte i Carenze 3-2, pareggio tra Casteltermini e Bagheria 1919, Marsala San Giorgio Piana 0-0, Partinica Audace Gemini Calcio 1-1, Camarat Città di San Vitolo Capo 2-2. Abbiamo un terzetto questa settimana al primo posto nel campionato di promozione Girone A. Parliamo di Parmonval, San Giorgio Piana e Città di San Vitolo Capo, al primo posto con 19 punti, 15 Gemini Calcio, 14 Camarat, con 13 Alba Alcamo 1928, Cus Palermo e Bagheria Calcio 1919, con 12 il Casteltermini, 9 punti per Marsala, Partinica Audace e Empedoclina, 5 punti Giardinellese, chiude la classifica Liccarenze con 0 punti. Inizia il match tra Marsala e San Giorgio Piana, azzurri che attaccano da destra verso sinistra rispetto alla nostra postazione, con il San Giorgio Piana che subito vuole recuperare la sfera. Naturalmente una gara importante per entrambe le formazioni. Il pallone scodellato al centro, esce a vuoto il portiere, incredibile il gol che ha sbagliato il Marsala. San Giorgio Piana scodella questo pallone su Sanyang, pericolosamente su Giovenco, il tiro tutt'altro che irresistibile. Il fischio del direttore di gara, il pallone scodellato all'interno dell'area di rigore, allontanato, e poi questo tiro parato da Belmonte. Meo anticipato, commette anche fallo, l'arbitro però dà vantaggio. Sull'out di destra parte il cross per Sanyang e poi il tiro centrale di Duro. Il tiro con il pallone che non termina, altissimo rispetto alla trasversale della porta difesa da Belmonte. La possibile ripartenza per il Marsala, 3 contro 3. Sfera allargata sull'out di sinistra con il nuovo entrato Bonfratello. Il tiro a volo che termina sul fondo di Rustico non colpisce bene la sfera da posizione invitante. E il Marsala può ripartire con Vetrano sull'out di sinistra, si accentra il pallone per Iannotti, ancora Vetrano, Bonfratello che invoca la sfera, si ingaggia il duello 1 contro 1, la sua frenata, il cross al centro, il tiro da ghiottissima posizione che termina sul fondo. Il fischio, pallone al centro, il colpo di testa e il pallone che viene parato da Barbera. Vediamo la decisione del direttore di gara che fischia probabilmente carica al portiere e termina anche la partita su questa azione. E dunque termina la contesa tra Football Club Marsala e San Giorgio Piana con questo brivido,
con questo pallone che ha danzato per diversi secondi all'interno dell'area piccola prima e della linea di porta. Barbera è riuscito a non farla entrare, poi ha subito anche fallo. L'arbitro ha fischiato, oltre al fallo per il Marsala, subito dopo il triplice fischio. È tutto dal Nino Lombardangotta. Termina il match tra Football Club Marsala e San Giorgio Piana sul risultato di 0-0. La partita è stata dominata dal Marsala, quindi ancora una volta dominiamo le partite, non portiamo il risultato a casa. Io non parlo mai degli arbitraggi, ma oggi sicuramente qualcosa da rivedere c'è, perché una città come Marsala non può avere un arbitraggio a senso unico come quello che c'è stato oggi. Quindi io credo che il bicchiere mezzo vuoto non mi soddisfa ancora. Di positivo c'è che la squadra c'è, lo sapevamo, sta migliorando, sta facendo grandissimi passi avanti. Però siamo ancora sempre abbondantemente a credito con la fortuna. Secondo tempo è stato Marsala, stop, io non ho visto un'altra squadra in campo. Ci mancava pure la beffa finale, quindi immagino che oggi non meno di 1000 persone sarebbero venuti allo stadio. 1000 persone erano non il 13° giocatore, forse il 13°, 14° e 15° giocatore. Questa è una squadra che merita il sostegno del pubblico. Io spero che questa è l'ultima volta che ritorno sull'argomento e spero di non dovermi ripetere per il futuro, insomma. E dopo il girone A, adesso è la volta del girone B. Anche qui, nona giornata di andata, subito i risultati delle partite. Atletico Messina batte Nuova Azzurra Fenice 1-0. Città di Mistretta batte Aluntina 3-1, Nuova Rinascita batte Lascari Cefalù 1-0, Promende Calcio batte Sant'Angiolese 1-0, pareggio tra San Fratello e Gioiosa 2-2, Valle del Mela Calcio batte Città di Galati 2-1, Rosmarino batte Aquila 1-0. Nello scontro più importante di questa settimana, vittoria del Rosmarino che allunga al primo posto in classifica. Eccola qua la schermata con la squadra del Rosmarino al primo posto con 24 punti, 18 per Città di Mistretta e Aquila, 17 punti Gioiosa, Nuova Rinascita, con 14 Città di Galati, 11 punti Valle del Mela Calcio, con 10 San Fratello e Aluntina, 8 punti per Sant'Angiolese e Promende, con 7 Lascari Cefalù e Atletico Messina. Chiude la classifica la Nuova Azzurra Fenice con 5 punti. Partita molto difficile, lo sapevamo perché giocavamo contro una squadra intanto che ha un nuovo allenatore che io conosco, che è molto meticoloso, e soprattutto sapevo che anche suo fratello è una persona che fa iniziare a correre i giocatori. Sapevo che in 15 giorni ancora non riusciva a dare tanta birra, perché è normale che era troppo presto, e quindi abbiamo un po' cercato di giocare un po' sulla velocità. Noi avevamo una squadra un po' più brevilinea, anche dovuto al fatto che ci mancavano delle persone, e abbiamo affrontato la partita abbastanza bene. Abbiamo fatto una buonissima gara al primo tempo, abbiamo avuto subito l'occasione dopo 30 secondi e poi abbiamo giochicchiato come hanno giochicchiato loro, però ho visto delle belle trame di gioco che avevo provato in settimana. Un po' il mister Nardi lo conoscevo, quindi perché ci ho giocato con lui, ma come anche lui conosceva me, diciamo che è stata una partita un po' giocata a batti e ribatti. Il primo tempo abbiamo giocato meglio, questo sicuramente. Il secondo tempo hanno tenuto più loro il pallino del gioco, noi ci siamo un pochettino più rinchiusi perché vincevamo 1-0 ed è anche giusto dare un pochettino di campo alla squadra avversaria, però ci siamo difesi bene, il nostro portiere non è mai stato chiamato in causa, quindi da questo punto di vista funziona tutto alla grande, la squadra è molto compatta, molto amalgamata, molto stretta, molto unita, e non per questo in questo momento abbiamo la migliore difesa del campionato, perché ci difendiamo bene e i ragazzi in campo mettono cuore e grinta. Dico sempre a loro, avevamo 8/11 di patti e quindi la squadra diciamo che se la devono sentire cucita addosso, e da questo punto di vista i risultati vengono con questo, con il cuore. Per il resto è inutile nasconderlo, giocavamo contro un amico perché Francesco è un amico mio, e quindi si è visto anche in campo di rispetto, non c'è stata nessuna parola tra di noi a livello di insulti o d'altro, perché c'è un rispetto reciproco. Il primo match magari l'ho vinto io, oggi sono stato fortunato.
nella vita poi spero di incontrarlo ancora, però ci tenevo alla vittoria della partita perché siamo una squadra giovane e da questo punto di vista non guardiamo mai la classifica in alto ma guardiamo sempre in basso, perché come ho detto il girone d'andata voglio chiuderlo 22-23 punti perché voglio pensare prima di tutto alla salvezza, poi dopo la quinta giornata e sesta giornata del girone di ritorno, quando siamo messi bene in classifica, da lì possiamo pensare se realmente possiamo fare qualcosa. È una squadra che in questo momento col cuore, con l'entusiasmo che ha, è lì sopra. Noi speriamo di starci il più possibile, ma sappiamo che dietro la porta ci sono anche gli insiti di un campionato difficile, perché se noi guardiamo la squadra dell'Ascari Cefalù, una squadra molto attrezzata, molto ben costruita e di giocatori di nome, e noi oggi diciamo che abbiamo giocato da operai, come ho detto sempre ragazzi, noi siamo operai perché non abbiamo gente che gioca a calcio, e da operai abbiamo vinto una partita spalando questo campo, tutto qua. Dopo 9 giornate arriva la prima vittoria in campionato per la Promende, che allo Scirea supera di misura la Sant'Angiolese con il gol del neoentrato Trovato e in un sol colpo lascia l'ultimo posto nel girone B di promozione, portandosi adesso in zona salvezza. Ci provano subito i giallorossi con Mendolia che da fuori sfiora di poco il palo. Insiste la formazione lucese che reclama un rigore al 16esimo, ma la signora Arculeo concede punizione dal limite che Carini calcia trovando la risposta di Puzzo. Al 21esimo invece la Sant'Angiolese a reclamare per un possibile penalty su Passalacqua, ma anche qui il fischietto di Palermo dice di no. Poi torna a spingere la formazione locale, ancora al tiro con Carini che su calcio piazzato manda a fil di palo dopo una deviazione. Quindi al 44esimo Maisano di testa da pochi passi non centra lo specchio della porta e sempre Maisano un minuto dopo, servito da Mendolia, viene murato da Cicero al momento di calciare. Nella ripresa l'ingresso di Trovato segna la svolta per i giallorossi. Il neoentrato ci prova subito su punizione sfiorando il palo. Al 58esimo i locali la potrebbero sbloccare invece con Carini, ma il suo diagonale non c'entra di poco il bersaglio grosso. Porta che 5 minuti dopo non riesce a trovare nemmeno Spinella per gli ospiti, che di testa manda sul fondo la punizione di Di Stefano. Ma al minuto 80 la Promende passa quando Trovato, con una perfetta conclusione mancina dal limite dell'area, fulmina Puzzo, facendo così Promende 1 Sant'Angiolese 0, e per Trovato è anche la seconda rete in campionato. Lo stesso Trovato 2 minuti più tardi tenta la doppietta personale, ma il suo sinistro sorvola di poco la traversa. Con questo successo la Promende sale in classifica, quota 8 punti, si porta al quartultimo posto e aggancia proprio la Sant'Angiolese. Match d'alta quota al Pippo Giacobbe che non ha deluso le aspettative. Primo tempo con l'Aquila che prova a spezzare l'equilibrio al 20esimo, affidandosi alla palla inattiva di Danna, ma Sfera che non inquadra lo specchio. Biancorossi che insistono e un minuto più tardi sciupano di testa il possibile vantaggio con Lopresti. Dopo i 2 pericoli sale in cattedra la capolista e al primo affondo apre il match. Angolo di Zingales e colpo di testa vincente di Calabrese con Sfera che colpisce il palo e si insacca in rete. Sesto centro stagionale per il Bomber classe 85, il secondo decisivo nelle ultime 2 gare disputate. Il vantaggio mette le ali ai ragazzi di Tomasi che tentano il raddoppio con buon tempo su punizione, Cuoio di poco fuori, e colpiscono la traversa al 36esimo quando su cross di Zingales, ottimo stacco di testa di Biondo e Sfera che si infrange sulla trasversale. Prima frazione che si chiude con una conclusione velleitaria di Amato che non scalfisce i riflessi di Paterniti. Ripresa che ci consegna la possibile svolta del match. Passano 120 secondi e Dama pesca il secondo giallo, guadagnando anzitempo la via degli spogliatoi. Prova ad approfittare la Rosmarino con il colpo di testa di Galati, ma la parata plastica di Foti nega il raddoppio. Un minuto più tardi, seconda traversa di giornata. Dalla destra Iuculano si accentra e calcia scheggiando la trasversale. Dopo i 2 pericoli disinnescati, l'Aquila prova ad affacciarsi dalle parti di Paterniti. Ci prova Danna dalla distanza, ma senza l'effetto sperato. Ghiotta l'occasione per il neoentrato Cariolo al 56esimo, ma l'attaccante perde l'attimo propizio e la Sfera si spegne fuori. Ancora biancorossi avanti e l'Aquidara su palla inattiva trova la presa sicura dell'estremo Oricenti.
Smorza l'inerzia Bafiota la squadra di Tomasi con Ghirardi che pesca Cangemi davanti a Foti, ma il numero 11 non supera l'estremo ospite. L'Aquila ha trazione anteriore al 76esimo a un soffio dal pari con Lopresti che approfitta di un rimpallo e calcia a rete la sfera che colpisce il palo negandogli la rete del pari. Il finale di match è di marca Granata con Iuculano che per ben 2 volte tenta il raddoppio. Nella prima occasione dalla sinistra il suo tiro non inquadra lo specchio. Qualche minuto più tardi, invece, dalla parte opposta, la sua conclusione viene respinta dall'estremo Foti. L'ultima emozione di giornata capita sui piedi del 2003 Oddo, che penetra in aria dalla sinistra, calcia a botta sicura, ma l'opposizione di Presti gli nega la gioia del secondo gol personale in campionato. Triplice fischio e vittoria pesante per la capolista, la quinta consecutiva e soprattutto la quinta su 5 all'interno del proprio Catino. Vittoria che legittima la vetta della graduatoria a +6 proprio sull'Aquila e sul Città di Galati. Terza sconfitta esterna consecutiva per i ragazzi di Caragliano che hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo, ma non è bastato per cambiare il trend della sfida. Rimane la prova d'orgoglio di una compagine che incarna lo spirito battagliero del proprio condottiero Maidomo. Grazie alle immagini curate da Davide D'Amico vediamo i 4 gol che hanno caratterizzato la sfida, con il Gioiosa che la sblocca al 15esimo grazie alla sesta rete in campionato di Zurka che da fuori fulmina D'Amico portando in vantaggio i Granata. 10 minuti più tardi gli ospiti trovano anche la rete del raddoppio grazie a Comegles che da pochi passi mette alle spalle dell'estremo neroverde il pallone che di fatto vale il 2-0 per i suoi e la sua seconda rete consecutiva in campionato. Ma nella ripresa il San Fratello viene fuori al 55esimo. L'intramontabile Luciano Regina riapre la sfida deviando in rete da 0 metri l'angolo di Di Pietro per il gol dell'1-2, rete che carica la squadra sanfratellana che ci crede al minuto 79. Gli sforzi dei neroverdi vengono premiati quando il signor Mandracchia di Agrigento concede loro il calcio di rigore giudicando falloso l'intervento di Rubino Suggiadama e con Segreto che dagli 11 metri non sbaglia facendo così San Fratello 2 Gioiosa 2, prima rete in campionato per il centrocampista neroverde. Nel finale locali che avrebbero anche la chance di portare a casa i 3 punti, ma il tiro di Giadama è salvato sulla linea dal difensore gioiosano. Con questo pareggio, il primo fuoricasa del campionato, il Gioiosa sale in classifica quota 17 punti in quarta posizione, mentre il San Fratello con 10 punti si conferma a metà classifica a +3 sulla zona play-out. È la volta adesso del girone C del campionato di promozione, classifica attualmente anche rivoluzionata, ma guardiamo i risultati delle partite di domenica. Ace Galatea batte Santa Domenica Vittoria 2-0, Real Aci batte Caggi 5-2, Sant'Alessio batte Città di Calatabiano 3-1, Nicosia batte Real Suttano 3-1, Villarosa Valdinisi Calcio 1-1. Città di Aci Sant'Antonio batte Belpasso FC 2014 2-1 ed infine RSC Riposto batte Città di Aci Catena 3-0. Classifica rivoluzionata ma non al primo posto dove c'è la conferma del Nicosia, attualmente al primo posto con 21 punti. A seguire passi in avanti per Real Aci ed RSC Riposto con 20 punti. 16 punti Città di Aci Sant'Antonio, 15 Belpasso FC 2014, Sant'Alessio ed Aci e Galatea con 14 punti, 12 per il Villarosa ed il Real Suttano, 10 punti il Valdinisi Calcio con 5 il Caggi, 4 punti Città di Aci Catena e Città di Calatabiano. Chiude la classifica con 3 punti il Santa Domenica Vittoria. Due gol evitabili, uno per tempo. Un palo, tanta pressione nella ripresa e il centro che ha dimezzato lo svantaggio, arrivato probabilmente troppo tardi per evitare il secondo KO in campionato. Un generosissimo e combattivo Belpasso cede all'Aci Sant'Antonio nel giorno del rientro al Nuccio Marino di Contrada San Gaetano, un mese dopo l'ultima apparizione in campionato che ha osservato ben 2 turni di riposo e ha visto ripartire i biancazzurri
dalle alte quote di Santa Domenica Vittoria, dove si è riscesi con uno 0-0 tutto sommato da custodire. Ieri l'amaro rientro tra le mura amiche, quell'avversario che tra agosto e settembre, di stretta misura, ha avuto la meglio nel primo turno di Coppa Italia e nel frattempo ha proceduto con l'operazione sorpasso al quarto posto, salendo a quota 16 e distanziando di una lunghezza il Belpasso che, senza Santa Maria, Tirri e Scoglio, per quest'ultima stagione iniziata e finita in maniera fulminea, mixato di giovani e qualche esperto come da tradizione, ha dovuto fare i conti con un passivo da recuperare nell'immediato. Al quinto, al termine di un prolungato possesso degli accesi, in maglia verde per l'occasione, Leotta ha messo dentro lo 0-1 sin troppo solo ai loro, servito da un cross di Barbagallo e una sponda orizzontale di Aleo. Prima di capire come fermare una squadra dagli stoccatori di calibro, il Belpasso ha dovuto rischiare la capitolazione una seconda volta. Grazie Bertazzi, non preciso, sciupando lo 0-2, ha mantenuto tutti sul filo. Federico Luca, chiavi in mano dell'effetto trascinamento verso la ricerca del pari, le ha provate tutte prima di scardinare l'avversario. Prima però ha dovuto battagliare e non poco con Pandolfo. Con il palo invece si è dovuto imbattere Lupica, gran girata e palla sulla base del montante, pure la sfortuna. Dalla mezz'ora in poi nulla di clamoroso dalle parti di Aleo e dall'altro lato dalle parti di Luca. Il Belpasso collezionerà una decina di corner in 90 minuti. Nicolosi di testa non incide al rientro in campo, il campanile per Pandolfo e un caffè della domenica. Così, per tentare una soluzione che fa rima con freschezza, il tecnico belpassese Dario Suriano lancia nella mischia un altro under, il 2006 Agatino Guerra, alla prima presenza in campo al posto di Prestianni. Si gioca sostanzialmente guardando a una porta, per arrivarci però servirebbe almeno l'episodio a favore, o magari la cattiveria, e non solo quella offensiva come dimostra il raddoppio che l'Aci Sant'Antonio realizza senza troppo sudare. Punizione da centrocampo di Barbagallo al 13°, grazie Bertazzi a porta vuota fa 0-2. Il Belpasso non si arrende finché c'è tempo, prova a riaprirla, Nicolosi lanciato da Egitto e da dimenticare. Poi al 22° finalmente la luce accesa in prossimità del tramonto di questa domenica. Milizia per Lupica, chiusura a scambio nella zona di sinistra a Nicolosi che ha nell'animo la rabbia di non aver potuto castigare gli avversari. Rientro azione su Lupica che sceglie la soluzione Luca. Destro arrapa il portiere, sfida vinta almeno sin qui con Pandolfo per il centro che a metà tempo riapre la contesa. Per il numero 10 del Belpasso, arrivato un mese e mezzo fa nella città della Scacchiera, è il primo gol in campionato. Saranno 20 minuti di offensiva ma senza risultati per una rimonta insperata con Bonavia per Valguarnera e con Fabrizio Conti. Si rivede in campo dopo infortunio piuttosto lungo al posto di Nicolosi. E con Colonna bravo a neutralizzare due contropiedi accesi che rischiano l'1-3. Con meno errori probabilmente si sarebbe vissuta una domenica diversa in casa Belpasso. Sarà un'esperienza preziosa per il futuro. A partire da Santa Teresa Riva e dal posticipo domenicale di fine novembre delle ore 18, quart'ultima di andata in casa del Valdinisi. Voglia ed entusiasmo dopo i 3 punti di domenica scorsa al Comunale di Calatabiano. Torna in campo la Russo Sebastiano Calcio che dopo 2 KO consecutivi in casa vuole assolutamente far gioire il proprio pubblico. Dall'altra parte arriva il Città di Aci Catena con soli 4 punti a -1 dall'ultimo posto e dunque bisognoso più che mai di punti salvezza per uscire dalle zone caldissime della classifica. Passano pochi minuti, grande azione, tutta in verticale della RSC e la catena di sinistra a trovare la giusta intesa. Lo scambio tra Platani e Borzì per la sgasata del 16, sovrapposizione di Borzì, pallone sulla corsa, destro all'angolino, sarebbe il gol che sblocca il match, ma il direttore di gara annulla tutto per fuorigioco. Sono le prove generali del vantaggio, minuto 19, Castorina tra le linee, trova lo spazio per il tiro da fuori, sulla ribattuta, come un falco, c'è ovviamente, chi se non lui, Giacomo Fisichella che fa 1-0, spinge la RSC che cerca il raddoppio, qui accade di tutto, prima il siluro di Manuli da fuori, poi azione che prosegue, si arriva sulla destra, pallone per Fisichella che trova il tapin da 2 passi, parata mostruosa di Cavallaro che dice di no. Nella ripresa super avvio, pennellata di Spitaleri per Tornitore, grande torsione di testa,
pallone all'incrocio ed è 2-0. Poco dopo punizione a 2 gestita bene da Castorina, che trova lo spazio sinistro ben indirizzato verso la porta, ma che termina di poco largo. Minuto 94, pallone per Borzì, che vede campo davanti a sé cost to cost in velocità, poi destro all'angolino per il 3-0 che chiude il tabellino. Ed è anche l'ultimo frame di questa sfida, che termina così. Vince dunque la RSC, che tornerà in campo settimana prossima nel big match contro il Real Laci. Nulla di compromesso, tutto è ancora in gioco, ma servono punti, specialmente in casa per il Caggi, che recrimina ancora per il pareggio contro la Cicadena, maturato 5 minuti oltre i 90 di gioco. Al Valentino Mazzola di Caggi gli uomini di mister Adornetto ricevono la seconda della classe, il Real Laci, che ha rimediato una sola sconfitta, peraltro all'esordio, squadra ben rodata, composta da molti giocatori di categoria che la scorsa stagione militavano in eccellenza. Scorgiamo l'11 giallo granata tra i pali vecchio, difesa a 4 composta da Laimo, Santitto, Donato e Riccina, Costanzo, Mannino e Crialdo a comporre il trittico in mediana, tridente composto da Cantarella, Varrica e Informante. Dirige l'incontro il signor Matteo Piazza della sezione di Agrigento, coadiuvato dagli assistenti Angelo Smiraglia di Palermo e Davide Trovato della sezione di Agrigento. Fanno il loro ingresso in campo le due formazioni, accompagnate dai bambini della scuola calcio giallo granata, che espongono in maniera eloquente questo striscione all'indirizzo dell'amministrazione. Caggi, che oltre a dover fare i conti con un campionato molto competitivo, quello di promozione, ha dalla sua anche l'attenuante di non poter avere il sostegno del pubblico per le gare casalinghe. Dopo una prima fase di studio durata poco più di un quarto d'ora, sono gli ospiti a mettere la freccia a quella pennellata di De Manuele, che pesca sul secondo palo. Manca implacabile il bomber Granata a gonfiare la rete di testa al minuto 17. Inizio in salita per la compagine gaggitana, che deve guardarsi al tentativo di gol olimpico 8 minuti più tardi ad opera di Salvatore Strano, sfera che fa tentennare il palo prima di essere spazzata alla retroguardia locale. Granata, che controllano la partita e pungono in ripartenza su un sanguinoso pallone perso in uscita da Donato, e le mura ad involarsi verso la porta difesa da Vecchio, diagonale che termina di 1 metro largo all'incirca. Real Laci, che sente l'odore della preda e colpisce ancora, coinvolgendo tutto il proprio tridente stellare per la categoria, con De Manuele che serve Carbonaro, sfera lavorata per Manca, che sistema il pallone ed apre il compasso, mandando la sfera in buca per lo 0-2 di giornata. Caggi, che prova a reggere l'onda d'urto accese ancora su uno spiovente proveniente da destra. Vecchio smanaccia, arrivando prima di Carbonaro sulla sfera, e questa l'ultima mozione della prima frazione di gioco. Real Laci in vantaggio grazie alla doppietta di un intramontabile Daniel Manca. Ripresa che inizia sulla falsa riga del primo tempo con un'azione sviluppata da rimessa laterale che libera al mancino letale di Daniel Manca, che si porta il pallone a casa con una rete d'autore al minuto 50. Giallo granata, che di contro provano a reagire con il filtrante illuminante di Riccina, che premia il taglio profondo di Varrica. Il bomber taorminese gonfierebbe anche la rete, ma gioco fermo per Poizzoni. L'offside era avvizzata dal secondo assistente. Il lupo perde il pelo ma non il vizio, ed è ancora Varrica a scuotere i suoi, combattendo su un pallone vacante sulla tre quarti, triangolando con un compagno e scaramentando la sfera alle spalle di Governali per l'1-3 di giornata. La rete del bomber taorminese sembra aver sortito gli effetti sperati, con i ragazzi di mister Adornetto che insidiano la porta di Governali con un tentativo dalla distanza di Criado, smontato in corner dal portiere Granata. Dagli sviluppi del calcio d'angolo che ne segue, gioco a 2 vicino alla bandierina, con Varrica che guadagna qualche metro servendo sul primo palo Costanzo, lasciato colpevolmente solo dalla retroguardia Granata e libero di siglare la rete del 2-3. Caggi, rinvigorito nello spirito e nelle gambe, che crede ad una rimonta quando la parabola sibillina di Informante testa i riflessi di Governali. Giallo granata che piantano le tende della metà campo avversaria, andando ancora al tiro dal limite con Varrica, destro potente ma non preciso, che sorvola la trasversale dei pali. Il Real Laci però è formazione esperta e sorniona, che sa ben gestire le fasi della gara. Alla prima occasione utile, pennellata di Strano per la testa di Carbonaro, che prende il tempo a tutti, riportando i Granata avanti di 2. Mister Adornetto al minuto 72 prova allora a cambiare qualcosa, gettando nella mischia Saglimbeni in luogo di Donato.
all'80° però dal rinvio errato di Vecchio, nuova occasione Granata con Carbonaro che cerca gloria personale, aggira un avversario, ma l'estremo difensore locale è abile a negare la gioia della doppietta. Ancora cambi tra le fila locali con Dallura e Goinden che rilevano cambi che non sortiranno gli effetti sperati, anzi al terzo di recupero sono ancora gli ospiti a mettere il punto esclamativo sulla vittoria con Valenti che trasforma in oro il solito assist di Carbonaro. Segue solo il triplice fischio del direttore di gara, il signor Matteo Piazza di Agrigento, al Valentino Mazzola di Caggi contro Realaci e Giastoria, e termina per 5-2 in favore dei Granata che prendono temporaneamente la vetta del girone C di promozione siciliana. Resta il rammarico del Caggi, non tanto per il risultato ma anche per dover disputare le proprie gare interne di fronte a un pubblico di fatto inesistente. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima. E chiudiamo con il tabellino riguardante il campionato di promozione. Guardiamo subito il girone D. Nona giornata di andata, subito i risultati delle partite. Pro Ragusa e Mister Bianco Calcio 1-1. Priolo Gargallo batte Mascalucia San Pio X 3-0. Città di Avola 2020 batte Scicli 3-0. Villaggio Sant'Agata batte Città di Canicattini 2-1. SC Palazzolo batte Virtus Ispica 2020 4-0. Ed infine Vittoria Megara 1908 1-1. Frigentini Vizzini Calcio 1-1. Con il contemporaneo pareggio del Vittoria balza solitario in vetta il Città di Avola. Al primo posto con 25 punti, 23 punti il Vittoria, con 20 il Frigentini, 19 punti Vizzini Calcio, 18 Priolo Gargallo, 17 Megara 1908, con 12 SC Palazzolo, 10 punti Pro Ragusa, 8 per Mister Bianco Calcio, Scicli, 7 punti le Città di Canicattini, con 6 il Villaggio Sant'Agata, 2 punti per il Mascalucia San Pio X, chiude la classifica con 0 punti Virtus Ispica 2020. Soddisfatto, diciamo, non direi, è una partita che siamo partiti benissimo, il primo tempo poteva finire sicuramente con un passivo diverso, abbiamo sbagliato tantissime scelte, ci siamo presentati almeno penso 7-8 volte davanti al portiere, abbiamo sbagliato sempre l'ultimo passaggio e queste sono partite che devi chiudere, perché se non chiudi le partite diventa difficile. Le squadre sono tutte squadre esperte, noi purtroppo, come ho detto in più occasioni, pecchiamo un po' di inesperienza avendo una squadra giovane. Dobbiamo crescere, non abbiamo preso coscienza delle partite precedenti per migliorarci e oggi siamo ricapitati di nuovo a questi problemi di inesperienza. Dobbiamo crescere, un peccato perché sicuramente era una partita che potevamo portare a casa tranquillamente. Giustamente c'è un po' di rammarico dato il risultato, abbiamo fatto un primo tempo ottimo, siamo andati in vantaggio, solo che il secondo tempo ci siamo abbassati un po', la prima occasione loro hanno fatto gol e in certi casi non siamo riusciti a fare la cosa giusta per riguardare il risultato. Certe volte non abbiamo trovato poco lucidi negli ultimi 10 metri per non trovare il gol, però dobbiamo lavorare per le prossime partite, dai. Capolista a pari punti insieme al Città di Avola per l'FC Vittoria, l'obiettivo è unico e solo 3 punti per confermarsi in vetta alla classifica e arrivare in grande forma allo scontro diretto della prossima settimana. Il Vittoria riparte dall'affetto del pubblico amico che assiepa i gradoni del Gianni Cosimo e dal nuovo innesto ufficializzato in settimana Rodolfo De Vivo, trequartista che rafforzerà l'11 di Danilo Ruffini. Scorgiamo l'11 biancorosso in porta Leuci, Ardes e Russo a tutta fascia, Sferrazzo, Pettinato e Diop a comporre il terzetto difensivo, Floridia e Leggio in mezzo al campo, D'Agosta e Santana a legare e rifornire Carnarozzi al centro dell'attacco. In panchina a disposizione del tecnico biancorosso Romano, Dio, De Vivo, Pollara, Ventura, Ochi, Cabrera, Campanaro e Morra. Risponde l'11 allenato da Mister Monaca, tra i pali incatasciato, Carcagnolo, Antonio Carpinteri, Militello, Luce, Cristian Carpinteri, Palazzolo, Fichiera, Mongelli, Leoncini e La Ferla. Dirige la partita Davide Quattrotto di Messina, assistito da Giulio Sorace e Armando Rando. Passiamo al film della partita grazie alle immagini a cura di Andrea Martorana. Al quarto minuto calcio di punizione di Diop che non scappa al controllo di Incatasciato. Al 10° rifornimento di Santana per D'Agosta che alza la mira.
Al 13° il solito Russo, moto perpetuo sulla corsia di sinistra, mette un buon pallone per Cannarozzi che in spaccata non arriva per un'inezia all'appuntamento col gol. Al 19° lavoro sulla sinistra di Diop che mette dentro un traversone dove Leggio impatta e incatasciato è costretto a rifugiarsi in corner. Al 28° ci prova su calcio piazzato Diop, ma il mancino si spegne alto sopra la traversa. Al 35° premiata la buona volontà del Vittoria, Santana lavora un buon pallone per Floridia che di prima intenzione calcia all'incrocio di giustezza alla sinistra di Incatasciato che non può far nulla. Vantaggio che arriva a suggello di un predominio territoriale dei biancorossi. Il primo tempo si chiude sul vantaggio di misura del Vittoria. La ripresa inizia con un primo acuto per il Megara, il tiro di destro di Leoncini che lambisce il palo alla sinistra di Leuci. Primo brivido per la porta biancorossa dopo nemmeno un minuto. Secondi 45 di gioco che iniziano con maggiore aggressività. Amara al secondo entra duramente su Alan Ardes, nessun dubbio per l'arbitro. 4-8 che ravvisa gli estremi per il calcio di rigore. Dagli 11 metri si incarica Fabio D'Agosta che però si lascia ipnotizzare da Incatasciato, poi salva tutto Cristian Carpinteri rifugiandosi in angolo. Al 10° il Megara si fa vivo con il destro di Pietro Palazzolo, lontano non di molto alla sinistra del portiere Leuci. Al 12° doppio cambio tra le file biancorosse, De Vivo e Morra prendono il posto di D'Agosta e Santana. Al 16° si consuma la dura legge del gol, punizione di Palazzolo, palla che si stampa sul montante, forse anche oltre la linea, tap-in di Carcagnolo, anche un po' fortunoso, non vi arriva Diop ed è 1-1. Padroni di casa che a dispetto della ritrovata parità non demordono e attaccano, anche se non sempre con lucidità. Al 20° cross di Russo, sponda di Morra, non vi arriva Cannarozzi. Al 23° sventola di Leggio, Incatasciato a mani aperte in bello stile evita guai. La panchina biancorossa opera il terzo cambio dentro Dio per Russo, partita che nel finale diventa caotica, ammoniti Pettinato, Mongelli e Luce. Tra le file del Megara anche il presidente Toti Miccoli viene ammonito. Il Vittoria ricerca il pallone lungo per Morra e Cannarozzi, punta pugliese che per 2 volte ha l'opportunità di farsi valere nel cuore dell'area di rigore, manca un po' però di sangue freddo. Vittoria che nel finale ci mette il cuore. Le conclusioni di Leggio e Ardes meriterebbero miglior fortuna, ma l'ultima parola è ancora di un super Incatasciato che non vuole sentirne di essere battuto. Finisce 1-1, un pareggio dai 2 volti per il Vittoria che perde la vetta della classifica, balza al comando solitario il Città Diavola, ma è alle porte il big match, la sfida che può cambiare ancora la sceneggiatura di un campionato ancora nemmeno al giro di boa. Appuntamento alla prossima! Sapevamo che giocavamo con una buona squadra, però per come è andata la partita abbiamo visto tutti, siamo stati nei 95 minuti, 97 minuti, il loro portiere ha fatto non parate ma miracoli, però il calcio è pure questo e quindi ne prendiamo atto e andiamo avanti. Siamo alla nona di andata, quindi la classifica che dice la vuole la capolista, però ripeto, ancora il campionato è abbastanza lungo, quindi ora già da martedì già pensiamo all'Avola. Con il girone D abbiamo concluso lo spazio dedicato al campionato di promozione. Apriamo quello invece adesso riguardante il campionato di prima categoria. 6 gironi, guardiamo subito il rullo con i risultati, le classifiche e le immagini.
La gara è iniziata sempre al solito con un approccio buono, di solito fuori casa avevamo questa problematica, invece questa volta siamo entrati bene in partita e l'abbiamo sbloccata subito. Da quando abbiamo sbloccato subito chiaramente le cose sono diventate più semplici, perché chiaramente loro si dovevano aprire dietro e noi grazie ai nostri attaccanti che sugli spazi riescono ad attaccare bene gli spazi, chiaramente poi abbiamo avuto vita facile. Come ho detto prima, quando eravamo dietro, che non dovevamo guardare le altre squadre e fare la nostra, continuo a dire la stessa identica cosa. È chiaro che noi dobbiamo vincere tutte le partite per cercare di, ormai ancora di più che adesso siamo primi in classifica, ancora di più la dobbiamo vincere per tenerci dietro le altre squadre. Ci sono 5-6 squadre che sono a 3 punti di distanza, quindi chiaramente ogni partita diventa ancora più importante portare i 3 punti. Perdi una partita, il campionato è molto lungo, Lenzolo Piccolo aveva 5 punti di vantaggio nelle ultime 2-3 partite, adesso è stato risucchiato, quindi ripeto è un campionato molto molto difficile, molto livellato, almeno su 6-7 squadre, quindi bisogna tenere la concentrazione alta come oggi e anche giocando con una squadra magari di metà classifica, o domenica per esempio affronteremo il Cinisi, dobbiamo stare sempre lì concentrati come se fosse una partita con la nostra antagonista. Il Monforte riprende la sua corsa verso la promozione battendo nel match del Mariano Oddonia una delle squadre più in forma del campionato, la Nuova Peloro, che era reduce da 3 vittorie di fila e 7 risultati utili consecutivi. I neroverdi sbrigano la pratica Peloro già nel primo tempo e dopo le conclusioni divenuti al 18esimo, respinta da Arena, quella di Bartuccio dal limite un minuto dopo, terminata di poco a lato, il colpo di testa di Dama al 26esimo, disinnescato dal portiere. Il Monforte la sblocca 60 secondi più tardi quando proprio Dama col destro mette sotto la traversa, spianando ai suoi la strada verso la vittoria. La Nuova Peloro tenta la risposta, ma il colpo di testa dell'esperto Lavalle alla mezz'ora di gioco non crea particolari problemi a Celona. Poi però il Monforte torna a spingere e al 34esimo raddoppia su calcio di rigore concesso dall'arbitro per il fallo di Lopresti su Venuti, con Dama che dal dischetto non sbaglia, spiazzando Arena e firmando così la sua doppietta personale. Spinge la squadra neroverde che dopo il tentativo di Venuti al minuto 38 respinto dal portiere, i locali calano il tris al 40esimo quando lo scatenato Dama con un destro a giro fulmina Arena, facendo così Monforte 3 Nuova Peloro 0, e per il bomber Mamertino è tripletta personale e ottavo centro in 9 gare giocate. Prima dell'intervallo è ancora la squadra di Cambria a rendersi minacciosa con Murò, il cui tiro ravvicinato e messo in angolo dal portiere. Nella ripresa però la Nuova Peloro prova a rientrare in partita, ma prima è Celona con un prodigioso intervento a negare a Bardetta la gioia del gol. Poi Andrea Arena col sinistro non centra lo specchio della porta. Quindi al 58esimo il diagonale di Ardiri è deviato sul palo da Celona, che dice di no anche alla ribattuta di Manciagli, mentre il sinistro del solito Ardiri al minuto 85 trova ancora un super Celona a sbarrargli la via del gol. Con questo successo, l'ottavo in campionato su 9 gare giocate, il Monforte sale in classifica, quota 25 punti, e in attesa che il Città di Villafranca giochi la sua gara domani si riprende la vetta solitaria nel girone C di prima categoria.
Al Rodi Milici non riesce l'impresa di fermare la capolista città di Villafranca, che passa al comunale De Pasquale di Contrada Iarisi e si conferma in testa al girone C di prima categoria in compagnia del Monforte. Rodi Milici che ci prova subito con Puglisi, il cui destro esce sul fondo non di molto, ma al primo tentativo il Villafranca passa quando al minuto 10 Velardi di testa anticipa tutti, portando in vantaggio i suoi e firmando così il suo terzo sigillo in campionato. Il Rodi Milici avrebbe comunque subito la palla del pareggio, ma il destro di Gabriele Torre è murato dal decisivo intervento di Mazzeo, così dal possibile gol dell'1-1. Al 34esimo arriva invece il raddoppio degli ospiti firmato dalla Vecchia, che con una perfetta conclusione dai 40 metri sorprende Accetta fuori dai pali, facendo così Rodi Milici 0, Villafranca 2 e per la Vecchia gol numero 3 in campionato. Biancoverdi che tentano di chiudere i conti con Libro, il cui sinistro è respinto da Accetta, che dice di no anche alla successiva conclusione di Di Vincenzo, che però era in posizione di fuorigioco. Ma prima dell'intervallo il Rodi Milici sfiora il gol con Lupini, che davanti a Taranto sbaglia incredibilmente il pallonetto. Nella ripresa è ancora Lupini a far gridare al gol i tifosi rossoblù, ma l'attaccante rodiese da 0 metri sciupa una colossale palla gol calciando su Iovine, che ringrazia e salva il risultato. Insiste comunque la squadra di casa, al 50esimo solo la traversa nega Celi la gioia della rete. 2 minuti dopo però il Villafranca potrebbe chiudere la sfida, ma Accetta si supera e respinge la botta ravvicinata di Velardi. Parata che tiene a galla i rossoblù, che sul ribaltamento di fronte riaprono la contesa con Gabriele Torre, lesto a girare in rete l'invito di Puglisi per il gol dell'1-2 che gli vale come prima firma del campionato. Nel finale però è il Villafranca ad avere 2 importanti occasioni per mettere la parola fine sul match, ma prima Accetta disinnesca l'ottima giocata di Velardi e poi Martino salva in prossimità della linea di porta la conclusione del neoentrato Ruggeri. Quindi in pieno recupero, assalto disperato del Rodi Milici con Puglisi, che al 95esimo calcia col destro trovando la decisiva parata di Taranto. Il Villafranca alla 6ª vittoria di fila si conferma in testa al campionato con 25 punti, mentre il Rodi Milici con 7 scivola al quintultimo posto con una lunghezza di vantaggio sulla zona play-out. Big match della 9ª giornata regionale, la Crongiare ospita il Real Roccanere, squadra a sole 2 lunghezze dal primato in classifica. Padrone di casa subito al comando dell'operazione, che conquistano un corner, lo batte Giuffrida, che va al centro, testa di Nicotra, murato da Santoro, e poi il Roccanere si salva, subito un brivido per la difesa avversaria. Bozanga, mista a sinistra, dove c'è Palermo. Palermo in verticale da Sottile, Velo che favorisce Gulisano, la sponda per Marino, Marino entra in aria, accelera Marino, ancora lui a contatto con Santoro, l'arbitro segnala rimessa dal fondo, non c'è nulla, sempre Gere in avanti, punizione affidata a Bozanga che va sul secondo palo dove c'è Palermo che stacca di testa e porta subito il vantaggio il Giarre, il primo gol stagionale di Simone Palermo, vale l'1-0. Giuffrida, uno sguardo al centro sulla 3/4 dove c'è Marino, Marino punta l'avversario, lo salta, Marino la conclusione dal limite, Luigi Marino, il Giarre è già sul 2-0, il primo gol in casa per Luigi Marino, il secondo stagionale. Leo, lancio lungo e cercare Amante, svetta più in alto però Nicotra, poi Giuffrida la mette giù, prova a mettere ordine, allarga su Marino, Marino vede il movimento di Sottile, lo serve, Massimo Sottile. Sotto porta non può sbagliare, 8º gol in 9 giornate, 4º gol nelle ultime 3, splendida prima mezz'ora del Giarre che è già sul 3-0. Prima avanzata del Roccanere, scatta D'Angelo sulla sinistra, serve Aloisi, il controllo, Aloisi a contrasto con Fazio, Aloisi prova il diagonale che fa la barba al palo. Ultimi scampoli di primo tempo, Bozanga per Sottile, Sottile in verticale da Gulisano, Gulisano, il mancino! Solo esterno della rete. Provano a scuotersi nel via di ripresa agli ospiti. Bozanga allontana questo corner. Poi D'Angelo alimenta l'azione.
Amante fermato da Puglisi col fallo secondo l'arbitro, punizione dal limite. La batte lo stesso Amante che la mette sotto l'incrocio e accorcia le distanze in Rocchenere. 3-1 in avvio di ripresa. 69esimo, Fazio rilancia lungo a cercare Gulisano che perde il contrasto aereo, ma il pallone finisce a Sottile che lo gira subito a Ruggeri che siede un avversario. Ruggeri la botta centrale che batte il portiere Giuseppe Ruggeri. 4-1 per il Giarre, giornata di prime volte. Prima Palermo, adesso Ruggeri. Momenti finali di partita, Mangano verticalizza Persciuto, posizione regolare, attaccato da Leo che riesce a rallentarlo, poi subentra Magri, respinge Brunetto, arriva Ruggeri che viene contrato. La quarta vittoria consecutiva è cosa fatta, una super prestazione del Giarre che impressiona notevolmente dato che è arrivata contro un avversario d'alta classifica. Il giallobluno ha dominato in lungo e largo la partita, spegnendo ogni velleità degli avversari con una fantastica prima mezz'ora. Un successo che permette alla squadra di Rapisarda di restare in vetta alla classifica in coabitazione con il Santa Venerina. Il campionato tornerà sabato, quando il Giarre farà visita ad un'altra squadra di vertice, il Casalvecchio. Firma l'impresa l'Orsa Promo Sport che davanti ai propri tifosi supera un'altra big del campionato, il Lipari, secondo in classifica e mantiene l'imbattibilità casalinga. Nonostante la sconfitta ci prova subito il Lipari, ma il sinistro di Felice Puglisi al 10° minuto è ben respinto da Paratore. Poi l'Orsa inizia a spingere al 21esimo, il diagonale di Materia non centra la porta per questioni di centimetri. Al 29esimo locali che reclamano anche un calcio di rigore per un fallo di mano in area di Restuccia, ma il direttore di gara lascia giocare. Gli sforzi dei barcellonesi però vengono premiati al minuto 31 quando Materia raccoglie l'invito di Calderone e col destro supera in uscita l'esperto Taranto, facendo così Orsa Promo Sport 1, Lipari 0 e per Materia si tratta della quinta rete in campionato. Insistono i padroni di casa che al tramonto del primo tempo potrebbero raddoppiare, ma il diagonale di Mendolia, ben servito in area da Materia, trova la pronta risposta di Taranto. Nella ripresa è ancora l'Orsa Promo Sport ad avere subito 2 occasioni per raddoppiare, ma le conclusioni di Crisafulli dopo 2 minuti e di Materia al 48esimo non producono gli effetti sperati. Il Lipari non ci sta, tentando a più riprese la via del pareggio, prima con Manuel Tripi che su calcio piazzato costringe Paratore a rifugiarsi in angolo, poi con Vincenzo Riganò che al 56esimo sempre su punizione calcia di poco al lato, quindi al minuto 81 ancora Manuel Tripi che chiama nuovamente agli straordinari Paratore e infine con Felice Puglisi che all'85esimo col sinistro impegna alla respinta Paratore. 4 minuti dopo però gli ospiti rimangono in 10 uomini per il cartellino rosso che l'arbitro mostra a Giuseppe Tripi, reo di rivolgere qualche parola di troppo allo stesso direttore di gara. Per l'Orsa Promo Sport è la seconda vittoria di fila in casa e i giallo-blu salgono in classifica a quota 9 punti, mentre il Lipari, che conosce la sua seconda sconfitta fuori casa del campionato, rimane fermo a quota 16. Nona giornata nel girone D di prima categoria. Al Marullo di Visconti si sfidano il Realità la Franco Zagami e il Città di Santa Teresa. Arbitra l'incontro il signor Alessio Marino della sezione di Acireale. Il rilancio di Gugliotta è molto profondo, scatta a destra e riceve Maimone, c'è Aiello che lo marca a distanza. Maimone, il traversone profondissimo sul secondo palo, la palla schizza dalle parti di Di Salvo, controllo e destro. Presa plastica di Grimaldi, rimessa laterale verso Gaeta che si sgancia in avanti, il traversone dentro, c'è il tocco di tacco, Maimone, Grimaldi fa una gran parata, aveva deviato col tacco Bonamonte ma Grimaldi poi reattivo sul tocco ravvicinato di Maimone. Calcio d'angolo profondo sul secondo palo, l'incursione di Santisi, la palla fermata dal palo, ancora Maimone, alimenta l'azione, ancora Grimaldi, prodigioso di Tavilla verso Bonamonte che ha un po' di spazio, la palla su Isidoro Acquaviva che prende la mira e indovina il diagonale vincente. Realità in vantaggio dopo aver sofferto nella prima parte di gara, salvato dalle grandi parate di Grimaldi, il grande cinismo della formazione di casa. Isidoro Acquaviva colpisce con questo diagonale perfetto, un bacio al palo e l'abbraccio con i compagni per l'1-0. Prova ad impostare da dietro Maimone, il tocco su Cristian Messina che però cincisca De Tommasi, gli ruba la sfera, lo sgambetto di Cristian Messina su De Tommasi e calcio di rigore. Ha provato a rimediare all'errore precedente Cristian Messina, però messo giù in aria De Tommasi, rigore abbastanza netto. De Tommasi sul punto di battuta, incrocia la conclusione col destro, Gugliotta non può arrivarci, il raddoppio del Realità.
Acquaviva subito uno sguardo in avanti, il lancio profondo, non ci arriva De Tommasi, c'è però Crimi che sprinta a sinistra, il tocco su De Tommasi dal limite, De Tommasi, è un grandissimo gol di Michele De Tommasi, la doppietta per lui, il 3-0 per il Real Itala. Mifa Ferraro, scambio tra i due nuovi entrati, ora Smiroldo che scambia con il compagno, trova Ferraro tutto solo dentro l'area, Ferraro indovina diagonale con il mancino, rientra in partita la formazione ionica, una rete meritata per il Città di Santa Teresa che aveva prodotto tanto nella prima parte del primo tempo. Puglisi riparte da Gugliotta, va al rilancio ma non c'è più tempo, finisce qui la sfida del Marullo, Real Itala Franco Zagami 3, Città di Santa Teresa 1, vittoria importantissima per i ragazzi di Lorenzo Petitto che salgono a quota 13, resta invece a quota 14 il Città di Santa Teresa in un campionato in cui Akron Giarre e Santa Venerina tentano la prima fuga della stagione. E alla nona giornata finalmente arriva la prima vittoria casalinga in campionato per l'FC Gravina di mister Peppe D'Antone. Quest'oggi una gara tutt'altro che semplice, giocata allo stremo delle forze per i ragazzi biancoverdi che hanno avuto la meglio solamente su calcio di rigore nei minuti finali della Club Calcio San Gregorio di mister Giuseppe Costa. Primo minuto, Gravina in avanti, la palla termina in area di rigore, il tentativo di 25 ribattuto, quello di Lippo, ma il portiere Sant'Onofrio blocca la sfera. Settimo minuto, Lippo batte questo calcio di punizione dalla fascia sinistra, la palla all'interno dell'area di rigore, respinta del portiere Sant'Onofrio e poi i difensori ospiti che allontanano la sfera. Minuto 20 da questo fallo subito dal numero 7 concorso, non giudicato tale dal signor Baudo, nasce un battibecco fra lo stesso numero 7 bianco-verde e il direttore di gara, che finisce con il cartellino rosso mostrato dal signor Baudo al numero 7 bianco-verde concorso. Così al 20° del primo tempo la squadra gravinese si ritrova in 10 uomini per l'espulsione di concorso. Minuto 40, calcio di punizione del limite per l'FC Gravina, si incarica della battuta Scorcepino, la sfera calciata dal numero 3 bianco-verde termina tra le braccia del portiere ospite. Minuto 78 da Romano a Blanco che serve in profondità per Rosano, ma l'uscita tempestiva del portiere Sant'Onofrio che respinge poi la difesa ospite che allontana la sfera. Minuto 80, Blanco si porta sul fondo dalla fascia destra, mette un pallone al centro, l'uscita maldestra di Sant'Onofrio sui piedi di Scorciapino e l'arbitro signor Baudo assegna il tiro dal dischetto per la squadra bianco-verde. Il dischetto si presenta il numero 4 Abramo, il fischio del signor Baudo e Abramo effettua un tiro perfetto su cui il portiere Sant'Onofrio non può intervenire e così all'80° minuto l'FC Gravina si porta in vantaggio. Con il triplice fischio del signor Baudo della sezione di Catania termina l'incontro di quest'oggi fra il Gravina e il San Gregorio, vinto dalla squadra biancoverde di mister Giuseppe D'Antone per 1-0 con il gol su calcio di rigore all'80° minuto, siglato da Abramo. Guarda, non è stato facile giocare 80 minuti in 10 uomini per l'espulsione che abbiamo subito, perciò vittoria meritatissima. Oltretutto abbiamo dato continuità alla vittoria di sabato scorso fuori casa contro il Motta. C'è ancora molto da migliorare, però oggi un elogio in particolare ai ragazzi che hanno avuto la forza mentale di portare avanti questa vittoria e questi 3 punti che sono fondamentali per noi in ottica classifica. Io cerco di trasmettere il mio essere, io sono uno in generale che non si arrende mai
e da questo punto di vista posso solo stimolare i ragazzi, ma il merito va a loro che vanno in campo. Io posso cercare di dare le direttive giuste, allenarci in settimana cercando di migliorare la qualità del nostro gioco. Chiaramente abbiamo anche difficoltà nel nostro campo di casa a giocare a calcio, perché sappiamo che è al limite, però voglio dire, alla fine qualche piccolo miglioramento c'è stato, ma il merito va ai ragazzi che si sono resi disponibili dal primo minuto che io sono arrivato qui a Grevina. 2 vittorie su 2, fare il pieno per noi è importante per la classifica, per il morale. Oltretutto abbiamo tanti giovani che dobbiamo fare migliorare insieme alla società. Questo è un obiettivo che ci siamo prefissati e cercheremo di fare tutte e 2 cose. Nuovamente tra le mura amiche del Greca di Pergusa, il Sant'Anna Enna riceve l'Atletico Santa Croce nell'unico anticipo del girone F del campionato di prima categoria. Ennesi a caccia di riscatto dopo aver perso sonoramente per 4-1 contro l'Aragona. Unica medicina per ritornare a sorridere e fare punti. I Blei che patiscono anche loro una certa discontinuità in termini di risultati. Scorgiamo l'11 di mister Orlando che dal primo schiera Patri Nicola, Maesano, Buscemi, Parisi, Di Stefano, Riccobene, Polito, Legname, Algozino, Richiusa e Girgenti. A disposizione del tecnico rossoblù pronti a subentrare Tomasello, Dottore, Zodda, Imbrosiano, Matraxia, Frazzetto, Mauceri, Riccobene e Muraglia. Passiamo al film dell'incontro grazie alle immagini a cura del nostro Salvo Giglia, direzione di gara affidata al signor Salvatore Puglisi della sezione di Catania. Primo squillo di marca ospite poco prima del quarto d'ora con una sassata dai 25 metri circa a scaldare i guantoni di Patri Nicola. Allo scoccare del quarto d'ora ancora i Blei pericolosi con la scodellata in area di Rizza rispedita al mittente dalla retroguardia ennese, vola improvvisa di Zocco che fa percorrere solo un brivido lungo la schiena a Patri Nicola. Risposta locale che non tarda ad arrivare con una buona trama tutta in verticale che libera al tentativo di Stefano, destro sbilenco che non impensierisce Meli. Fin qui a farla da padrone sono le conclusioni alla distanza, Sant'Anna che pareggia i tentativi a rete con un destro alto di Parisi. Al giro di boa della prima frazione Sant'Anna che troverebbe anche la rete del vantaggio con Di Stefano, più lesto di tutti a ribadire in rete la respinta incerta di Meli, rete annullata dal signor Puglisi per posizione di offside. Fischietto etneo prontamente smentito dal nostro rallenti. Ennesi che sfiorano ancora il vantaggio 2 minuti più tardi con il colpo da biliardo dal limite di Parisi che fischia vicino al palo di un impassibile Meli. Sant'Anna che però deve stare attenta a non concedere il fianco al Cigno, ribaltamento di fronte repentino, si spalanca un'autostrada davanti a Rimaudo che fallisce, il colpo del vantaggio per gli ospiti a tu per tu con Patri Nicola. Gara che scorre via piacevolmente sul sintetico di Pergusa quando poco dopo la mezz'ora la pennellata di Legname pesca la testa di Di Stefano, il quale chiama Meli al miracolo. Massimo sforzo profuso dagli ennesi al 40esimo con Buscemi che da pochi passi non riesce a spingere in rete l'ottima sciabolata proveniente da corner. Ospiti che sul finire di frazione provano a smorzare il forcing ennese con un tiro senza troppe pretese dalla distanza di Zocco, allungato in corner da Patri Nicola. Dal corner che ne segue è Matteo Cappello, più lesto di tutti a spingere in rete il pallone sul primo palo tra le maglie immobili della difesa ennese. 0-1 al Greca di Pergusa. Sant'Anna beffata proprio prima del duplice fischio del signor Puglisi di Catania. Cappello regala fin qui i 3 punti all'Atletico Santa Croce. Ed è proprio il match winner fin qui di giornata a regalare dopo 3 minuti al rientro in campo delle 2 formazioni una discesa in grande stile alla Pendolino Cafù, 60 metri palla al piede prima di allargare a destra per Cosentino che cerca Votatore in mezzo, Santa Croce vicinissima allo 0-2. Serve un colpo di genio agli ennesi per rientrare in partita e lo troverebbero anche con Riccobene che lavora di fino sulla linea laterale, premia la sovrapposizione di Richiusa, sfera al centro per Di Stefano che esalta i riflessi di Meli. Scambio al limite degli ennesi, Riccobene irrompe in area senza chiedere permesso, cade a terra ed indica il dischetto il direttore di gara, altro cervellotico fischio del direttore di gara etneo. Dal dischetto Riccobene spiazza Meli centrando però il palo alla sua destra, sfera che carambola di nuovo sui piedi del numero 10, costretto a fischiare un fallo a 2 il signor Puglisi, anche sfortunato il Sant'Anna, che nel tentativo però di pervenire al pari concede ampi spazi agli avversari, lì dove si possono inserire le mezzali del Santa Croce. Lo fa benissimo Zocco al 65esimo che a tu per tu con Patri Nicola fallisce il colpo del KO.
Primo cambio per il Sant'Anna al minuto 67, getta nella mischia Imbrosiano in luogo di Gaugenti. Al 72esimo termina invece la partita di Ippolito al suo posto dentro muraglia. Ancora una ripartenza mortifera degli ospiti, rischia di far male al Sant'Anna. Cosentino da destra apparecchia per Rimaudo che incredibilmente, grazie agli ennesi. Serve un episodio al Sant'Anna per rientrare in partita, prova ad affidarsi agli uomini di maggiore esperienza con Ricco Bene che dialoga con Di Stefano, destro improvviso del numero 9, me li guarda e prega. Il pallone spegnersi di un filo al lato. Ctrl C, Ctrl V, copia e incolla del tentativo precedente di Di Stefano, destro che dà solo l'illusione del gol al minuto 79. Sant'Anna che ci prova più con la forza e la disperazione che con le idee. Ricco Bene addomestica un pallone sulla linea di fondo, salta un avversario disegnando un arcobaleno perfetto che si spegne sulla testa di Di Stefano che da 0 metri non può proprio sbagliare, ristabilita la parità del punteggio al Greca di Pergusa. La premiata ditta Ricco Bene Di Stefano funziona ancora, Sant'Anna galvanizzata dalla rete del vantaggio vuol portare a casa i 3 punti affidandosi ancora a Ricco Bene che dapprima si esibisce in un pregevole slalom ma il suo destro fa il solletico a Meli. Assai più impegnativo per il portiere Bleu il tentativo da piazzato del numero 10 ennese che proprio allo scadere si vede negata la gioia della rete. Triplice fischio al Greca di Pergusa, pari e patta tra Sant'Anna e Atletico Santa Croce. Al vantaggio di Cappello sul finire di primo tempo risponde Di Stefano allo scadere dei 90 regolamentari. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito. Alla prossima! Con le immagini, le classifiche e i risultati del campionato di prima categoria abbiamo concluso lo spazio di penalty in onda sul canale 19 di TVM Palermo ogni giovedì sera a partire dalle ore 22. Voglio anche ricordarvi che siamo visibili in versione on demand anche attraverso la piattaforma HBB-TV del canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold, ma siamo anche visibili in versione sempre on demand sulla pagina Facebook Penalty oppure tramite il nostro canale YouTube Penalty Programma Sportivo. Lo spazio dedicato al campionato di promozione e al campionato di prima categoria ritornerà chiaramente la prossima settimana puntuale alle ore 22 sul canale 19 di TVM Palermo. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima settimana.